Bentrovati amici sportivi rossoblu dallo stadio Vanni Sana di Sassari, dove stanno entrando in campo in questo momento Torres e Ferrini per dar vita alla gara valida per la 10ª giornata del campionato di eccellenza. Vi rileggo le formazioni: Ferrini in campo con Canalis, Argiolas, Garau, Balistreri, Piselli, Mancusi, Sigismondo, Bonu, Sanna, Migoni e Argiolas. Il tecnico è il signor Franco Giordano. A disposizione Tronci, Fiori, Virgili, Cuccu, Sizia, Podda e Monni. Squadre che in questo momento stanno guadagnando il centrocampo. Pubblico anche quest'oggi presente, Curva Nord presente, per sostenere la squadra reduce da 2 vittorie consecutive e 2 belle prestazioni che hanno sicuramente ingalluzzito l'ambiente rossoblu. Torres che quest'oggi giocherà in tenuta bianca e che scende in campo con Pinna, Casu, Spanu, Piga, Minutolo, Caterisano, Sarrizzu, Scioni, Ibba, Cocco e Diouf. A disposizione del tecnico mister Giuseppe Tortora, Secchi, Patta, Virdis, Borrielli, Pitta, Mannoni e Fideli. Queste le formazioni. I 2 capitani stanno scegliendo il campo. Adesso è il momento dei saluti. Dicevo, pubblico presente anche oggi al Vanni Sana, partita importante contro una formazione sicuramente insidiosa che al momento è sopra la Torres con 16 punti in classifica. Torres a quota 12, squadra che non ha certamente, quella della Ferrini, ambizioni di altro tipo se non quella di salvarsi, ma naturalmente i punti sono importanti su ogni campo e ci sarà da lottare. C'è un ex in campo tra gli ospiti ed è Alberto Migoni con la maglia numero 10, esterno velocissimo, che abbiamo visto alla Vanni Sana qualche anno fa. Si giocherà il primo tempo con la Torres da destra verso sinistra, verso la curva nord, questa prima parte di gara. La palla invece sarà per la Ferrini. È già pronto Marco Sanna, attaccante giovanissimo della Ferrini, classe 2001. Con lui però più esperto, numero 11 Argiolas, esterno a sinistra, e come vi ho detto Migoni esterno a destra. Torres che è praticamente la stessa delle partite precedenti, quindi mister Tortora punta sugli stessi 11 che hanno fatto bene. Tutto pronto, è iniziata in questo momento la gara. Torres, Ferrini, Diouf, controllo della sfera, cerca di servire Piga, non ci riesce, ruba palla a Ferrini con Balistreri, serve all'indietro, servizio poi per Migoni sulla destra. Migoni alza la testa, avanza, si accentra, ha provato a mettere il pallone in mezzo ma Piga ha ribattuto. Ancora Balistreri in possesso della sfera, palla in avanti a cercare Argiolas in aria, attenzione, Argiolas ancora lì, cerca Casu di contrastarlo, riesce, bravissimo Edoardo Casu a portargli via la sfera e anche a ottenere il fallo laterale. Pericoloso qui Argiolas sulla sinistra. E naturalmente salutiamo gli amici che sono collegati con noi. Intanto c'è una conclusione abbastanza prevedibile per Pinna, che agguanta il pallone e fa partire subito la manovra. Caterisano, lancio in avanti a cercare Diouf, va nello scatto Diouf, 2 giocatori su di lui e alla fine mettono in fallo laterale. Poi però c'è, dice il direttore di gara, un fallo di Diouf che sulla corsa non è riuscito a frenarsi, è andato giù Piselli. Dicevo, intanto salutiamo tutti gli amici che sono collegati con noi per seguire questa gara. Intanto c'è un pallone ribattuto sulla schiena di Sarrizzu, palla in aria la Torres ma non riesce Ibba a controllarla, si salva la difesa della Ferrini che ora può contrattaccare. Parte velocissimo, va Piga in contrasto su Sigismondo, commette fallo, calcio di punizione a favore della Ferrini, che ha approfittato dello sbilanciamento della Torres in avanti per contrattaccare in velocità. È andato per via centrale il Sigismondo, Piga è stato costretto al fallo,
Calcio di punizione, attenzione, posizione centrale ma a 30 metri. Sul pallone c'è Giacomo Garau col numero 3 e Argiolas. Vediamo chi si incaricherà della battuta. Intanto Pinna sistema la barriera, fischia l'arbitro, va Argiolas, conclusione in porta, deve respingere coi punti Tore Pinna e la mette in fallo laterale. Attento Pinna su questa conclusione che arriva alla